devo dire, fa venire le vertigini. Buonasera, benvenuti a tutti. La coppia ormai è rodata, quindi mi dicono che ormai fanno le presentazioni anche senza moderazione. Potrebbero andare da soli, però vabbè, questa sera ci sono. E anche senza pubblico potreste, secondo me le fate quando vi vedete, però già che ci sono invece approfitto per farvi un po' di domande perché sono particolarmente curiosa di sapere che cosa ci potrete raccontare. L'occasione di questa sera è la presentazione del Gesto dell'ombrello e altri racconti. Adesso poi ci soffermeremo un po' sulla parola racconti che ci dà già un'idea del genere di cui parliamo, di Diego Ponzin. Immagino che lo conosciate bene, comunque è oculista, sappiamo che oltre alla professione di medico ha questa passione della scrittura che coltiva ormai da tanti anni. Parlavamo del genere dei racconti perché in realtà questa è una novità rispetto ai libri precedenti che fra l'altro avevamo avuto anche occasione già di presentare almeno una volta qui. Poi ci sarebbe anche la passione della musica, però su quella magari per ora soprassediamo. Invece con lui c'è Umberto Curi, filosofo, professore emerito di storia della filosofia all'Università qui di Padova, che ha scritto la prefazione di questo libro. Ma partirei proprio da quello che dicevamo, cioè dal provare a capire perché dopo una serie di romanzi Ponzin ha deciso di scrivere dei racconti, poi magari capiremo anche qual è il fil rouge che li raccoglie un po' tutti, che mi sembra molto chiaro, dalla lettura emerge subito, diciamo. Ma perché questa forma? Perché i racconti? Che cosa l'ha ispirata a scrivere questo libro? Non lo so, forse volevo prendermi una pausa. I romanzi sono impegnativi. Sì, sto scrivendo un romanzo, sto stentando ad arrivare al dunque e volevo vedere qualcosa volevo fare qualche presentazione con lui. Ecco. Prima, senza dover aspettare i tempi avevo un po' di di scrittura. nostalgia. Ecco, siccome quando partiamo, insomma, è una specie di tournée, giusto? E quindi, insomma, ho scelto questa formula, che è una formula, insomma, temporalmente più gestibile anche come scrittura proprio, insomma, il racconto uno parte con l'idea in testa ma va dritto al finale, insomma, ecco, non ci sono molte... Però hanno questa caratteristica appunto un po' per la forma che hanno, un po' anche per come li ha costruiti, nel senso che ci sono anche tanti modi per scrivere racconti probabilmente, però la cosa che emerge subito nella lettura è che si parte un po' in media stress, cioè non c'è un'introduzione, non c'è una conclusione chiara, quindi un punto a cui si arriva esplicito, più che altro appunto sembra di essere di fronte ad una finestra che improvvisamente si apre su una vicenda che si sta già svolgendo e ad un certo punto si chiude e noi dobbiamo saper interpretare su cosa ci siamo affacciati e quando si chiude che cosa succederà dopo. Come mai questo stile? Che scelte ha fatto? Come si è trovato anche a scriverle? È divertente, nel senso che appunto si apre una finestra, non c'è tanto tempo per smancerie quando si scrive un racconto, non bisogna perdersi tanto, bisogna cercare di entrare subito nel mood, far entrare possibilmente il lettore nel mood che si è in testa e portarlo sparato verso un finale. E qualche volta qua mi sono divertito a cercare spero che questo funzioni, di lasciare il finale al lettore o comunque la costruzione fine del finale, ecco, di lasciarla un po' nella testa del lettore. Cerco di farla più intuire che spiegarla. Ecco. È un po' un esercizio anche di sintesi. Anche di coinvolgimento del lettore dall'altra parte, sì. che ci deve mettere un po' del suo comunque per dare significato alla storia. A me piace molto quando la storia non mi spiega già tutto e quindi mi stimola un po' di più a riflettere. Il bello è quello, insomma, il bello della lettura è quello. Esatto. Sì. Al professor Curi chiederei, dato che la prefazione poi ha proprio questo come tema centrale, cioè il genere dei racconti, diciamo, racconti per spiegare cose ben più complesse di quello che sembra che si possa spiegare con una forma così breve e appunto che a volte magari non ha un chiaro punto d'inizio, non ha una conclusione così esplicita. Ponzin non è il primo a usare i racconti per voler parlare di qualcosa di in realtà molto profondo.
Sì, anch'io partirei dalla distinzione fra racconto e romanzo. È uno dei problemi che mi sono posto quando Diego mi ha proposto l'idea di scrivere una prefazione a questa raccolta di racconti. Mi sono chiesto quale differenza ci fosse rispetto alle precedenti prove di narrativa, in particolare rispetto all'ultimo romanzo che abbiamo avuto l'opportunità di presentare anche qui pochi mesi dopo la sua uscita. E in apparenza la distinzione, la differenza tra racconto e romanzo è semplice. Il romanzo è un racconto lungo, il racconto è un romanzo breve, e cioè sembra di poter distinguere con sufficiente accuratezza racconti da romanzi sulla base della loro estensione. Quando ci troviamo in presenza di un numero di pagine convenzionalmente inferiore a 50 pagine, è un racconto. Se invece occupa un centinaio di pagine, 200, 300, allora si tratta di un romanzo. E ringrazio Diego che mi ha dato l'opportunità di riflettere su questa distinzione che ho appena proposto. Distinzione che non è minimamente motivata. Non credo affatto che il romanzo sia un racconto lungo e il racconto un romanzo breve, perché si tratta davvero di due generi letterari diversi, e diversi non per questioni marginali come quelle che hanno a che vedere con l'estensione, diversi per qualcosa di più intimamente caratterizzante. Il romanzo, anche i romanzi di cui Ponzini è l'autore, ma più in generale il romanzo, ha una struttura conclusa, nel senso che prevede un'impostazione della narrazione, uno sviluppo, uno svolgimento più o meno esteso, e soprattutto prevede una conclusione, un punto d'arrivo. Se abbiamo in mente i romanzi che abbiamo letto anche parecchio tempo fa, abbiamo certamente la possibilità di confermare questa caratteristica del romanzo, tale per cui può essere considerato una struttura chiusa che contiene una sua tesi, che conduce a uno sviluppo e poi a una conclusione. I racconti raccolti da Ponzini in questo libro non hanno il carattere che invece ho appena indicato essere peculiare del romanzo, perché la cosa che colpisce maggiormente alla lettura di questi racconti è la struttura aperta, non appesantita da una tesi di fondo, ma al contrario tale da suscitare nel lettore, a conclusione della lettura del racconto, più interrogativi di quelli che si siano posti in apertura del racconto, che quindi non chiude, non conclude,
non pretende di indicare un percorso sigillato, ma lascia in larga misura al lettore il compito di capire dove va a finire quel ragionamento, quella articolazione dimostrativa. Da questo punto di vista il racconto è perfino più impegnativo del romanzo, chiede la collaborazione del lettore e accenna a problemi per i quali non si dà una soluzione nella struttura del racconto e si lascia che sia invece il lettore a concludere certi spazi lasciati aperti e che ricevono nella narrazione del racconto uno stimolo che, ripeto, non chiude l'argomentazione ma la lascia aperta. Tutto ciò a me sembra più evidente anche alla luce delle pertinenti osservazioni che faceva la dottoressa Fusilli, perché attraversando il libro si vede che c'è un tema di fondo. Anch'io convengo nel ritenere che sia sostanzialmente la morte declinata in varie forme e sfumature, senza però che si debba dire a conclusione della lettura che questa raccolta di racconti vuol dire, a proposito della morte, qualcosa che può essere descritto come risultato conclusivo dei racconti medesimi. Non è un caso, a mio giudizio, che nel libro siano anche citati alcuni romanzi e che questi romanzi citati sono in particolare quelli di Dostoevskij, abbiano questo carattere dimostrativo che invece è molto più sfumato nella scrittura dei racconti da parte di Ponzin. Intanto mi fermo qui e poi proseguiamo col dialogo. Esatto, un altro giro. Ha accennato al tema della morte, che effettivamente appunto è quello che avrei tratto come fil rouge, diciamo un po' di tutti i racconti. Effettivamente emerge con tante sfumature diverse, emerge in momenti di vita diversi e per motivi diversi. Diciamo che emerge raramente come normale casualità della vita, emerge più spesso come intenzione cercata per sé o cercata per altri. Magari ripartiamo da qui, anche perché immagino che nel suo lavoro quotidiano, soprattutto in Banca degli Occhi, inevitabilmente è un tema con il quale bisogna confrontarsi, cioè non credo che possa eluderlo molto, e quindi immagino che abbia anche dovuto trovare un suo modo di leggerlo, averci a che fare senza renderlo centrale ma senza neanche poterlo ignorare. Sì, però ecco, non si tratta di una autobiografia. Ecco. C'è solo un racconto che è vero, cioè che descrive un episodio vero. Quindi... È il più bello di tutti. Sì, davvero? Sì. Vabbè, può darsi che la vita a volte... Poi magari, sì. ma perché se non altro si sente che c'è sua partecipazione, ancora più che negli altri, ovviamente. Diciamo, il lavoro che faccio ovviamente è un lavoro dove insomma incontro la morte e parlo moltissimo della morte, e credo che questo insomma mi abbia portato un po' alla riflessione che in effetti
Bisogna parlarne, cioè non bisogna tentare di schivare il tema, di scansarla, di fare finta che non esista. Bisogna parlarne, e però siccome è un tema un pochino pesante, bisogna provare ad aggredirlo da vari punti di vista e magari renderlo un po' surreale e magari riderci anche sopra, ecco. Ed è quello che tento di fare. Quindi i racconti sono una serie di provocazioni, ce ne sono alcuni un po' più laceranti e ce ne sono alcuni che sono, secondo me, almeno io spero che chi li leggerà, insomma, spero che si diverta un po', ecco, perché è un modo un po', come dire, surreale e quasi di tentare, è un tentativo quasi di ridicolizzare un problema che ridicolo non è alla fine. Certo. Ecco. Sì, beh, quello che dà il titolo poi credo che sia il più ironico alla fine di tutti, e forse proprio per questo anche dà il titolo. Insomma, il messaggio finale dovrebbe essere, insomma, è alla fine, insomma, se fa parte della vita, insomma, chi se ne frega. Ecco. Certo, cioè, non è che possiamo vivere, cioè, dobbiamo parlarne, dobbiamo raccontarla, ma non è che dobbiamo morire prima del tempo, insomma, ecco. No, è vero, è che in realtà appunto è divertente pensare che viene descritta nei racconti più spesso appunto non tanto come cosa che ad un certo punto deve accadere, che sia naturalmente o che sia perché accade prima del tempo, però insomma è la natura a ordinarlo. In realtà in più casi appunto la si va a cercare, e forse questo è proprio una metafora del fatto che nella nostra vita quotidiana, per quanto viviamo in assenza della morte, in realtà bisogna tenere sempre presente che c'è e che va affrontata, forse anche proprio per dare senso a quello che si vive nel frattempo. Un altro tema ricorrente al quale la morte mi sembra che si abbini spesso in realtà è il tema dell'amore, o comunque della relazione passionale, diciamo, fra persone, con una passione che spesso in realtà eccede anche i limiti, eccede gli equilibri che normalmente appunto ci portano a considerarlo un'esperienza positiva e non per forza legata invece al tema della morte. Come mai c'è questa connessione che fa in più di un racconto? Beh, insomma, nella morte cioè la morte provocata, la morte non naturale accade all'interno delle relazioni. Non si uccide a caso. Oddio, c'è qualche anche fanatico che lo fa in effetti, ma insomma quasi sempre si uccide si uccide o non si uccide o si vorrebbe uccidere nell'ambito di una relazione. E quindi insomma, esplorando un po' il mondo delle relazioni, mi sono anche così avventurato in racconti dove c'è chi muore, c'è chi dovrebbe morire ma non muore e muore l'altro, insomma un po' un divertimento e uno scambio di ruoli da questo punto di vista, ecco. Ma ne ha uno preferito fra i racconti? Di questi qua? Oppure non si può, come fra i figli, No, non si può scegliere? Ma mi diverte particolarmente il gesto dell'ombrello, ecco, perché è un po' una mia, come dire, adesso non vorrei sembrare, ma insomma, credo che sia quello che, come dire, che mette il tema in una prospettiva leggera, perché io vorrei scrivere roba leggera, ecco, non scrivo, non è un saggio sulla morte questo qua. I contenuti li mette lui, io metto la struttura. Ecco. Ed è un po' come dire, un modo leggero di affrontare anche il tema della religione, se vogliamo, ecco. Che è un tema che a volte diventa un po' così, che si cerca per renderlo consolatorio, eccetera, insomma, è un tema che ho voluto così un po' demolire da questo punto di vista, ecco. In effetti questo era un tema che non avrei colto. Uno scherzo su come potrebbe nascere una religione.
Che non avrei colto nella lettura, nel senso che effettivamente mi sembrava una cosa lontana dalla religione, ma mi sembrava anche appunto una cosa lontana da una teorizzazione proprio della morte, e soprattutto non si affronta mai il che cosa c'è dopo, cioè anzi la si vive sempre come un po' una fine, non c'è allusione al fatto che poi ci sia chissà che cosa, quindi è interessante che lei aggiunga poi questo elemento. Sì, però ripeto, questo è quello che c'è nella mia testa, poi Ognuno ci lascio a chi legge. Comunque il primo e l'ultimo sono un po' speculari e il primo è una mia interpretazione dell'aldilà, un aldilà molto laico, e l'ultimo è una mia interpretazione sulla nascita di una religione globale. Allora li devo rileggere per cogliere questa cosa assolutamente. Professor Curi, abbiamo citato il tema della morte, che appunto volendo credo che si potrebbero fare numerose lectio magistralis su questo tema e come è stato visto e interpretato, affrontato nel tempo. In realtà due aspetti mi interessano. Intanto appunto questo legame fra amore e morte che di nuovo non credo sia qui la prima volta in cui i due termini vengono in qualche modo accostati, e poi un po' il ragionamento che facevamo sulla morte come limite che in realtà può dare senso a tutto quello che non è morte. Su questo lei che cosa ci legge? Ma tornando al tema della morte, è vero che non c'è un impegno esplicitamente filosofico in questa raccolta di racconti. Si tratta pur sempre di testi di narrativa che non hanno l'ambizione di costruire teoremi o di definire percorsi concettuali rigorosi attraverso i quali affrontare il tema della morte. C'è una leggerezza che attraversa questi racconti che si adatterebbe molto male con un impegno filosofico esplicito, con una trattazione che in qualche misura pretenda di essere sistematica. Non dobbiamo dimenticare, è stato accennato prima nel dialogo che c'è stato tra la nostra moderatrice e l'autore, non dobbiamo dimenticare che il tema della morte è uno dei più ricorrenti e significativi nella tradizione filosofica dell'Occidente. Basti pensare alla riflessione platonica, quella culminata in maniera particolare con la descrizione della morte di Socrate, che trangugia la cicuta, sottolineando il carattere liberatorio di questo atto, che da un lato può sembrare la perdita di un orizzonte di riferimento vitale, ma dall'altro, secondo Socrate, è nient'altro che un trasloco in un'altra abitazione. La morte, secondo Platone, è metoikesis, è cambiamento di oikos, di casa, e quindi va affrontata serenamente come affrontiamo noi un trasloco di casa che ci conduce ad una condizione migliore, più elevata rispetto a quella di partenza. Ma poi ancora nel mondo antico sono numerose le riflessioni che riguardano la morte, accomunate pur nelle loro differenze dal tentativo di proporre una via di uscita che ci consenta di non temere la morte. Così per gli epicurei, ad esempio,
poiché sosteneva Epicuro, quando c'è la morte non ci siamo noi, e quando ci siamo noi non c'è la morte, sarebbe da sciocchi temere qualcosa che non incontreremo mai, proprio perché se c'è la morte non ci siamo noi, e se ci siamo noi la morte non c'è. Vi è lungo tutta la tradizione del pensiero occidentale un insistente riferimento alla morte come ciò che conferisce un senso e un significato alla nostra vita. Potremmo schematicamente dire che dalle origini del pensiero occidentale con Platone fino al cuore del XX secolo con Heidegger abbiamo al centro della ricerca filosofica una meditatio mortis, una riflessione sulla morte. Ponzin opportunamente non si attiene alla tentazione di costruire percorsi che liberino dalla morte, ma sviluppa un pensiero che compare anche come efficace exergo del libro, e devo dire un pensiero che non conoscevo, tratto dalla Montagna incantata di Thomas Mann e che si concretizza in una frase fulminante che facciamo leggere al suo autore. La frase è quella che ho citato all'inizio, è la frase, insomma, per chi, penso che tutti conosciate la storia della Montagna Incantata, si svolge in un sanatorio e in un sanatorio, insomma, ci sono persone che muoiono e il medico del sanatorio sta parlando con un parente di uno che, insomma, ormai non se la passa più tanto bene perché sta morendo di tubercolosi. E il medico, tutto sommato, dice a questo di non preoccuparsi più di tanto e a un certo punto gli dice: conosco la morte, sono un suo vecchio funzionario, mi creda, la si sopravvaluta. Una frase interessante, insomma, su cui si che può... riporta anche un po' appunto quell'ironia con cui affrontarla, ironia che però non vuole essere leggerezza nel senso appunto di semplicità, ironia che vuole invece nascondere poi un'amarezza di fondo probabilmente. Poi mentre leggevo e mentre parlavamo appunto anche della relazione fra persone, come la morte si possa insinuare nelle relazioni, ovviamente mi veniva in mente il fatto che probabilmente c'è anche un po' lo spunto di quello che ci circonda, quindi si sarà guardato un po' intorno, avrà letto un po' le notizie non felici degli ultimi anni, eccetera, avrà cercato anche di dare forse un'interpretazione di questa cosa qui. È interessante il fatto che non risultano mai particolarmente giudicanti i racconti, che cercano sempre di capire un po' appunto come un tema sicuramente infelice, brutto, banalmente, si insinui però nella psicologia di persone che sono persone, spesso, come diceva prima, non sempre è follia pura, a volte è qualcosa di ancora più complesso, se possibile, e quindi la lettura sicuramente appunto aiuta anche ad andare un po' più a fondo e a comprendere una cosa che forse per essere evitata e rifugita va appunto prima compresa, no? Non so se sia andare molto avanti, però credo che questa cosa si legge almeno. Ci sta, sì, ci sta. Non avrei molto da aggiungere, insomma.
Ma ci vuole, non so se dopo aver detto che il racconto autobiografico è il mio preferito, magari lo vogliamo lasciare giustamente alla lettura, però meritano in realtà anche tutti gli altri, ma ce lo vuole almeno quello che fa parte un po' della sua storia, raccontare così, anche al di là di quello che poi ha scritto, ma come sua esperienza. Il racconto autobiografico è quello centrale, che si chiama L'amore salva, ed è un racconto ed è, diciamo, il riassunto di una vicenda che mi è capitata davvero. Ecco. Che è veramente un po' incredibile, cioè potrebbe essere di fantasia tanto quanto tutti gli altri, uno non si sorprenderebbe. A suo modo è un racconto, è una vicenda surreale che riguarda, perché abbiamo detto che nel mio lavoro insomma c'è la morte, è vero, ma insomma c'è la donazione, il dono, ecco, c'è questo fatto diciamo di donare, che lei vede il dopo. Di donare organi e tessuti quando insomma non se ne ha più bisogno. E una volta però è successo che mi hanno chiamato dall'ospedale, eravamo ancora molto, molto piccolini, e insomma in un piccolo gruppo tutti fanno un po' di tutto, quindi mi hanno chiamato per una donazione, ecco, l'infermiera in modo un po' evasivo, e io mi sono preparato per andare pensando di dover realizzare una donazione, in questo caso della cornea, e invece diciamo mi sono trovato con un signore piccoletto, scuro, che era indiano, poi l'ho scoperto dopo, e che parlava un inglese un po' farfugliato e che era finito in ospedale perché voleva morire. Voleva morire perché lui era un indiano naturalizzato inglese, era un industriale, era una persona anche insomma piuttosto benestante, in India aveva una fabbrica di biciclette, e si era innamorato di un'italiana nel Regno Unito, la quale italiana poi era tornata in Italia e l'aveva mollato, insomma, cose che capitano. Solo che lui non si rassegnava e quindi l'aveva seguita in Italia. In Italia aveva ottenuto un ennesimo e definitivo, pare, rifiuto, e lui aveva deciso di morire, aveva deciso che la sua vita non aveva più senso, e quindi era andato in ospedale, vabbè, insomma, in un posto, in ospedale in un posto, girovagando per l'ospedale, perché insomma se trovi un tipo del genere che ti dice che vuole morire, tenti di liberartene per lo più. Diciamo che sì, per fortuna l'ospedale non diciamo serve che qualcuno gli ha a detto, e so chi è, insomma non importa, vai a Mestre che c'è una banca degli occhi, ecco. Si sono liberati E temporaneamente. lui si è del presentato problema. in ospedale a Mestre, e me lo sono ritrovato io sul groppone e a un certo punto insomma non sapevo più cosa fare, e poi un passetto alla volta l'ho gestito, insomma è stata una vicenda che è durata un paio di settimane alla fine, sì. Perché cioè, cosa fai se uno ti dice che vuole morire, ma siccome vuole dare un senso, vuole donare tutto quello che si può donare? E io insomma dopo un po' l'ho portato in pronto soccorso, solo che lui pensava che io lo portassi al reparto, che ne so io, al reparto sì, del disassemblaggio, non lo so. Tanto che per strada mi chiedeva: ma da dove pensa che cominceranno, dottore? Ma io dicevo, vediamo, deciderà il chirurgo. Purtroppo non lavoro proprio lì, Insomma. quindi non so come si procede. E poi però ha capito, insomma, allora esiste una forma di ricovero per minaccia di suicidio. Solo che lui ha capito a un certo punto che lo volevamo fregare, e si è opposto in tutti i modi, e questa trattativa è durata 24 ore prima di convincerlo a farsi ricoverare. E poi la vicenda è andata avanti, insomma,
Però il tema è importante, a questo punto insomma questo lo posso spoilerare perché è stata una vicenda drammatica, cioè lui voleva davvero morire, non era pazzo, era una persona lucida e direi anche molto intelligente, velocissima, e aveva preso questa decisione e poi vabbè, insomma, è stato ricoverato in psichiatria, è stato governato, con mia grande abbiamo dovuto interessare il consolato e sono venuti a riprenderselo dal Regno Unito, un'infermiera, una specie di signora Rottermeier, un'infermiera che sapeva il fatto suo. E poi la cosa sorprendente è che 6 mesi dopo mi hanno chiamato, io ero in laboratorio, lavoravo, e mi dicono c'è un signore che chiede di te. Chi è? Ma dicono si chiama e mi dicono il cognome. Mi sono venuti... Di nuovo no. Ecco, e invece era passato a ringraziarmi perché insomma poi era un po' alla volta era stato meglio, ecco. E tutto sommato, quindi una volta tanto avevo gestito una situazione in cui l'atto di voler donare gli aveva salvato la vita in un certo modo, ecco, perché se non si fosse rivolto a un ospedale, ma che ne so io, se si fosse chiuso in una stanza e sparato un colpo in testa, per dire, la cosa sarebbe magari finita così. Era una persona molto lucida e penso che avrebbe potuto anche fare qualcosa del genere, però lui voleva donare e questa cosa alla fine gli ha salvato la vita. E, insomma, mi è sembrata una storia interessante. E per una volta credo che per lei anche il fatto che la donazione non sia andata a buon fine sia stata una cosa più che positiva. Sì, devo Diciamo, dire. Sì. che forse ecco, è anche una cosa bella. Prima di passare magari alle domande, nel senso che se qualcuno ha qualche curiosità ce la facciamo porre, anzi ve la faccio porre, dato che con il professor Curi abbiamo iniziato proprio appunto dal tema romanzo-racconto, però una cosa, forse una spiegazione in più che si può dare, che nella prefazione c'è, è proprio appunto questa che abbiamo forse gli siamo passati vicini ma non l'abbiamo esplicitata, cioè il fatto che appunto esistano in realtà motivi per cui a volte per dire una cosa seria, per dire una cosa complessa anche, invece che fare tutto un ragionamento logico, come diceva Ponzina, avrei potuto scrivere un saggio ma non volevo assolutamente scrivere un saggio, c'è un esempio storico, filosofico che invece dice che il racconto può funzionare addirittura meglio. Sì, penso che sarebbe bene che ora ci fosse qualche lettura di brani del libro, perché uno degli aspetti più caratteristici e non sempre perfettamente risolto, ma ricercato nel testo, è una scrittura agile, efficace, incisiva, costruita per lo più con periodi brevi e che conferiscono alla narrazione un carattere particolarmente sobrio, asciutto, senza concessioni alla ricerca della scrittura elevata, ma ricercando invece la scrittura più incisiva e suggestiva che si riesce a mobilitare. E allora, per avere un'idea di questo stile di racconto, credo che sarebbe bene che Diego leggesse alcuni brani tratti dai racconti. E devo dire, lo accennava la dottoressa Fusilli, che non mi sono sorpreso del fatto che mi sia stato chiesto una prefazione
trattandosi di un libro di letteratura e non di filosofia, perché sono convinto e ho cercato di argomentarlo in maniera persuasiva in alcuni miei scritti, che vi sono almeno due possibilità diverse di affrontare temi di rilievo filosofico come la morte, l'amore, l'amicizia, la guerra, la violenza, cioè la molteplicità dei temi di cui è intessuta la tradizione del pensiero occidentale, possono essere affrontati certamente attraverso un approccio sistematico, logico, ma possono essere affrontati anche attraverso la strada della narrativa. E gli esempi che ho cercato di fare risalgono da un lato ancora una volta a Platone, che esplicitamente indica in alcuni miti una trattazione rilevante dal punto di vista filosofico, e in tempi più recenti, nella seconda metà del Settecento, sono stati realizzati alcuni racconti, probabilmente avrete in mente forse il più noto, cioè il Candido di Voltaire, che consente di sviluppare una critica della società del tempo e delle ipocrisie del potere, che ha un impatto perfino più convincente delle coeve trattazioni di carattere strettamente filosofico. Sono questi racconti che ci introducono a una problematica impegnativa come quelle che abbiamo indicato, senza la pesantezza che talora caratterizza la trattazione esplicitamente filosofica. Ma magari sentiamo qualche esercizio di stile. Vedi che ve l'eravate già preparata, perché siete così abituati a farle che eravate pronti. Benissimo. Allora, sono imbarazzato sulla scelta, naturalmente. Cioè, cosa faccio? Leggo qualcosa? Le dico il mio preferito o ce li ha già? No, prego. Il mio preferito, quello, oltre a quello autobiografico che ho già dichiarato, quello dell'uomo che cade. È divertente quello, che non ricordo il titolo. Non me lo ricordo nemmeno io. Lo stesso pensiero. Sì, esatto. Vabbè, allora, per il pubblico dirò che è un breve racconto. Forse col microfono però. Un breve racconto è la storia di uno che progetta di uccidere la moglie. Pensiero che mi dicono non essere rarissimo, quindi non occorre scandalizzarsi. E, ecco, vi leggo questa parte centrale. Questi sono moglie e marito che vanno spesso a fare delle passeggiate in montagna. Perché giustamente dicono che passeggiando in montagna, soprattutto in salita, non si ha fiato per parlare e quindi si può stare in silenzio. Per quello gli piaceva particolarmente. Sì, ci sono delle dinamiche. Allora, Vittoria camminava di buon passo e come sempre mi precedeva di qualche metro e con un distacco in aumento. Per la verità lo facevo apposta. Lei era sempre competitiva, come se ci fosse bisogno di dimostrare qualcosa, e io preferivo sottrarmi al confronto, evitando di innescare una gara silenziosa che mi sembrava ridicola. Stavo a distanza di sicurezza, trotterellando ogni tanto per recuperare senza che lei se ne accorgesse, e avanti così. Con questo andamento a fisarmonica macinavamo chilometri su chilometri,
silenziosi e ostili. A lei piaceva molto, a me abbastanza. Improvvisamente la vidi fermarsi, sporgersi sul margine del dirupo e guardare con interesse qualcosa che dalla mia posizione non scorgevo. Fece addirittura qualche passo in avanti aggrappandosi a un arbusto per sentirsi più sicura. Stavo per accelerare e raggiungerla per dirle: non essere imprudente, torna sul sentiero. Ma osservai lo strapiombo. Saranno stati 600 o 700 metri di parete rocciosa e mi sentii attraversato da una scarica di adrenalina. Che fosse arrivato il mio momento, chiusi gli occhi, feci un respiro, li riaprii e guardai intorno, davanti, dietro. Mi conosco, in cuor mio speravo di vedere qualcuno e trovare una scusa per rinviare. Io sono uno che, se può, rinvia. Per questo vivo sotto stress costante. Nessuno. Eravamo completamente soli. Mi avvicinai lentamente. Vittoria si sporgeva verso un cespuglio di stelle alpine. Erano 5 o 6, alte più di 10 centimetri, con l'inconfondibile lanugine bianco-argento che, fitta, brillava al sole, e una rosetta di foglie alla base dello stelo. Con la mano libera frugava nel marsupio, forse per estrarre il telefonino e scattare qualche foto di quel piccolo insieme davvero magnifico. Interruppi il flusso di pensieri razionali e mi avvicinai a piccoli passi, in modo naturale, come mosso dalla stessa curiosità. Ero dietro di lei. Afferrai con una mano lo stesso arbusto e mi sporsi in avanti, pronto alla spinta. «Non ti azzardare», disse improvvisamente senza nemmeno voltarsi. Rimasi qualche secondo di sasso, una pietra fra le tante, congelato in quella posizione da deficiente. Poi indietreggiai fino al margine del sentiero, in preda a un capogiro. Dovetti sedermi. «Ci sei rimasto male?» disse Vittoria, raggiungendomi fredda e conciliante. «Un pochino», risposi sincero più che mai. Bene, e questo merita di essere letto per vedere come finisce, perché in realtà poi è un po' a sorpresa. E direi che se c'è qualche curiosità ulteriore a cui non abbiamo già risposto, proviamo a chiederlo al pubblico, in caso vi passiamo un microfono per fare domande. Beh, la faccio io. Prego, qualcuno deve sempre rompere il ghiaccio. Prego. Mi piacerebbe sapere. A posto, la sentiamo benissimo. Si sente? Sì. No. Piacerebbe sapere esplicitamente, poiché sei un uomo di scienza, di formazione scientifica, che posizione hai di fronte all'esistenza umana? Meccanicistica, materialistica o religiosa? Cioè parlando sul tema della morte e dell'aldilà. Ho una posizione molto laica, però credo che anche i laici abbiano diritto a un aldilà e quindi non mi dispiace l'idea di pensare a un aldilà laico che possa accogliere tutti. È contraddittorio. Ecco. Può essere. Grazie. Beh, sì e no, perché insomma la fisica ammette la presenza di mondi paralleli, di universi paralleli. La scienza ci sta facendo scoprire cose che un tempo pensavamo, avremmo considerato magia. Quindi chi lo sa. Mi aspettavo che tu dicessi che noi siamo un anello della specie e che tutto finirà. Ma non lo so. Potrebbe essere. A livello individuale può essere che tutto finirà. Però non lo so. C'è qualche altra curiosità? Prego. Sì, io ho una domanda, in realtà una curiosità. Nella vita mi è capitato di conoscere tanti medici, ne ho anche tanti nella mia famiglia. E in questo momento sto pensando che non l'ho mai chiesto a loro, ma colgo questa occasione, nel senso che ho sempre intanto ho sempre pensato a un mestiere
che mette a contatto con la morte quotidianamente e che non deve essere facile affrontarla. E ho sempre notato in molti di voi un atteggiamento che è un po' distaccato, un po' ironico, talvolta sembra un po' cinico, e mi chiedo se è anche un modo per esorcizzarla, questa morte con cui in fondo vi tocca convivere così tanto, e se quindi magari anche questo libro e il tono che mi pare di aver... Il libro ancora non l'ho letto, lo leggerò con molto piacere, sia anche questo magari un modo per esorcizzare questa morte, che è vero che non deve far paura, ma in fondo un po' sì. Sì, lo è, bisogna trovare delle strategie. C'è un detto inglese, mi pare, che dice che se abiti vicino a un cimitero non puoi piangere ogni volta che seppelliscono uno. Insomma, tradotto in pratica, insomma, se si ha a che fare col tema della morte, e qua vorrei dire una cosa, non è che siano i morti quelli impegnativi, cioè sono i vivi quelli impegnativi, cioè è il dolore di chi rimane la parte impegnativa, il morto poverino di per sé, insomma, non vorrei dire che ci si abitua, insomma, spero, però insomma un medico dal fare un'autopsia oppure a trattare il corpo in ogni modo possibile, immaginabile, aprirlo, visitarlo, studiarlo, insomma, ecco, non è il morto, è il vivo quello problematico, e bisogna probabilmente, si oscilla fra la giusta distanza, che non la si trova mai, qualche volta l'avvicinamento che però rischia di trascinare troppo, e qualche volta magari un eccessivo indurimento che viene immediatamente percepito poi dagli interlocutori, e quindi è un lavoro costante, insomma, è un lavoro costante, direi. La cosa che mi veniva in mente nel frattempo, che ci pensavo e non ci avevo mai pensato, è che è vero che avete a che fare tutti i giorni con questo tema, però di fatto siete gli unici che possono fare qualcosa a proposito di questo tema, cioè mentre riguarda tutti, però noi non ci possiamo fare niente, ci capita e basta, o capita a persone vicino a noi e basta, e siamo assolutamente impotenti. Voi trovate degli strumenti per avere a che fare con la morte e anche per trattarla ed evitarla quando è possibile, per cui è interessante anche questo. Ci sono altre domande? Prego. Volevo chiederle se il tema della morte, che nella nostra società occidentale sappiamo bene che è un tema rimosso, con l'avvento del modernismo è un tema rimosso, la sacralità della morte come evento, come cerimoniale, se è uno dei motivi per cui molto bello il titolo, ha suscitato interesse in lei proprio quello del gesto dell'ombrello, un gesto da vivi per cercare di risacralizzare il corpo, che purtroppo sappiamo che non è più al centro delle attenzioni, no? Abbiamo perso dal concetto del famoso Priamo che richiede il corpo a Achille di Ettore, no? Quindi un umanesimo che si è perso. È stato anche uno dei motivi della sua ispirazione per questo libro, alla lontana? È un umanesimo che si è perso, mamma mia. Non so se sono all'altezza di domande di questo tipo. Mi scandalizza oggi, io che ho provato, non dico a banalizzare, ma insomma a trattare in modo leggero, ma sono scandalizzato di come la montagna, l'eccesso di informazioni e quindi l'eccesso di immagini e la gestione pruriginosa che viene fatta collettivamente, diciamo così, delle immagini di morte e della sofferenza, mi scandalizza come con la leggerezza con cui vengono trattate, e anche la desensibilizzazione, perché insomma scorrono
non so, noi vediamo Gaza, siamo là a cena perché magari abbiamo acceso il telegiornale e mi rendo conto che siamo abbastanza anestetizzati e credo che questo lo trovo scandaloso a livello collettivo. Non mi sembra che ci stiamo esprimendo tanto bene come società. A livello del singolo ho imparato molto a valutare e ad avere grande rispetto dei riti di saluto e del rispetto del corpo, e su questo vorrei approfittare per spendere una parola per un popolo di operatori della sanità che sono trascurati da tutti, che nella regione Veneto, che è ancora una perla forse, no, di sanità, vengono declinati in 7 o 8 nomi diversi, che sono gli operatori degli obitori. È un tema che mi è caro perché in passato abbiamo fatto anche degli esperimenti, diciamo, importanti, e li abbiamo presi e fatto della formazione, perché, e penso che sarà capitato insomma a tutti quelli che hanno avuto un'esperienza del lutto, sono persone che in certi momenti diventano importantissime perché affidiamo a loro il corpo dei nostri cari, e specialmente nelle ultime fasi sono persone, non so, c'è la cerimonia di quando, non so, una famiglia porta gli abiti per vestire il proprio defunto. Ne ho viste tantissime di queste scene e io credo che siano come dire, momenti profondamente umani che io valorizzo tantissimo, e credo che il mestiere di queste persone dovrebbe essere, invece che trascurato e ignorato, dovrebbe essere esaltato, perché poi quando parli insieme a queste persone hanno dentro un mondo di vita, davvero. Grazie, grazie mille. Abbiamo esaurito il tempo a disposizione, quindi direi grazie a Diego Ponzin, grazie a Umberto Curi, ma soprattutto grazie anche a voi che avete ascoltati questa sera. Ci chiedono di salire su e spostarci su per eventuali saluti, firmacopie vari, e quindi buona serata e alla prossima.